Buongiorno e bentrovati al nostro consueto approfondimento dedicato ai temi finanziari e immobiliari. Parliamo quest'oggi di come si fa a guadagnare investendo. Insomma, ci vogliono accortezze particolari e insieme ai nostri ospiti di quest'oggi, insomma, cercheremo di darvi qualche indicazione specifica in merito. Ve li presento subito. In studio con me c'è Mauro Schileo, consulente patrimoniale. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Do il benvenuto anche ad Omar Grigolo, agente immobiliare. Ben trovato. Allora, vorrei iniziare la puntata di quest'oggi, insomma, chiedendo a voi di raccontarci quanto questi temi suscitano l'interesse e la curiosità, perché insomma quando si tocca il portafoglio delle persone chiaramente c'è una grande necessità anche di capire qualche appunto curiosità in più. Sì, il bello di questo lavoro è che insomma possiamo toccare un po' tutte le famiglie, ha un taglio molto laterale, molto trasversale. Il nostro lavoro è quello di superare le aspettative del cliente fondamentalmente e stiamo ricevendo un numero interessante di telefonate. Ho capito che ci sono determinati temi che interessano le famiglie. Segnale che c'è anche un po' di insoddisfazione, no? Esatto, infatti volevo proprio toccare questo punto. Di solito le telefonate partono da una necessità o da una situazione critica da risolvere. Devo essere sincero che più che interesse la maggior parte delle telefonate nasce in questo momento da una situazione critica, perché di fatto i mercati sono abbastanza compressi, quindi situazioni negative sui portafogli, costi molto elevati, mancata gestione, mancate risposte da parte dei consulenti, quindi c'è effettivamente un malcontento e la voglia di proseguire in maniera positiva, quindi situazioni da risolvere. Noi fondamentalmente siamo ben coperti, ecco. Ci fa qualche esempio, non lo so, di qualche situazione naturalmente di cui possiamo dar conto e raccontare di questi investitori? Insomma, quali sono le aspettative, quali sono le richieste che più spesso vi rivolgono? Beh, una in particolare, adesso me ne viene in mente una, è una famiglia che ha investito per 10 anni con un professionista, poco professionista, e che di fatto si trova ad aver perso dopo 10 anni di investimenti. Al di là dell'amaro in bocca rimane semplicemente la scottatura e la diffidenza nel voler riaffrontare il mercato. Quando mi hanno contattato abbiamo fatto un'analisi e abbiamo visto che i costi erano folli, altissimi, il tipo di portafogli era completamente diverso da quello che questa famiglia ha chiesto al proprio consulente, cioè oggettivamente è una situazione un po' critica. Fortunatamente parlando, capendo bene cosa volessero, abbiamo costruito una proposta adeguata. Oggi insomma abbiamo iniziato a lavorare assieme, qualche risultato, anche se il tempo è stato poco, i lavori sta già arrivando. Vedo un atteggiamento molto diverso, insomma, cioè, è anche soddisfacente francamente da parte mia come consulente vedere risultati positivi, famiglie contente, insomma. Certo. Senta, le chiedo anche questo, persone che magari sono un po' insoddisfatte dai costi, dai rendimenti, dalle performance e anche dal tipo di consulenza che magari stanno ricevendo o che hanno ricevuto in passato proprio in tema di investimenti. Sì, beh, allora classico del consulente che con i mercati bassi sparisce, con i mercati più alti suona il campanello 10 volte a settimana. Allora, sto facendo esempi un po' coloriti, ma il concetto è che di fatto il bravo capitano non lo si misura in acque calme, bisogna fare presenza in tutte le fasi di mercato, presenza quando serve e soprattutto avere il rispetto delle persone di non vendere ma dare consulenza, che è molto diverso. Spesso e volentieri i consulenti tendono a scadere nella vendita e secondo me questo risulta poco efficace, perché poi alla fine, soprattutto nel mio lavoro, i clienti ti aspettano al varco perché il tempo passa e io continuerò a rivederli nel tempo, quindi i risultati devono arrivare, poco da fare. Questo è un po' il concetto e io vedo che la maggior parte delle criticità nasce esattamente su questo punto, quindi Certo. questo è quanto. Tante curiosità e tante necessità insomma da parte delle persone che vi portano qui non soltanto per comunicare che cosa si può fare con gli investimenti, ma anche per insomma
insomma, chiamare all'appello chi voglia mettersi anche in gioco come collaboratore, come vostro collaboratore. Esatto, allora siccome oggi abbiamo una situazione di richieste consistenti non solo nell'entità, perché sono anche cifre importanti spesso e volentieri, ma anche cifre contenute, è il numero di richieste che è abbastanza elevato e questo mi fa entrare in una situazione dove purtroppo io non sono la Deca lì, Omar nemmeno, noi abbiamo 2 braccia e 2 gambe e riusciamo a dare un certo numero di risposte, quindi abbiamo necessità di dotarci di persone e assumere persone che abbiano voglia di continuare a lavorare con noi e aumentare l'attività di spinta e di risposta al pubblico che ci contatta fondamentalmente. Questo è una soddisfazione per noi poter aumentare il numero di collaboratori e poi di fatto genera reddito ad altre famiglie, quindi insomma è una di quelle cose che a noi piace. Agricolo, insomma, la stessa necessità anche dalla sua parte, no? Sì, di ricercare collaboratori. Allo stesso modo appunto di Mauro, fortunatamente abbiamo la necessità proprio di trovarli, quindi c'è una grande richiesta, c'è un gran movimento, il mercato è molto bello attivo e sarà magari anche per i nostri stimoli aziendali, ci stiamo dando da fare, stiamo evolvendo in maniera molto importante anche non solo da adesso ma dagli ultimi tempi, anche dagli ultimi anni. Questa trasmissione ci sta dando grandi risposte e quindi ancora di più colgo l'occasione per comunicare a chi ci segue da casa che qualora avessero figli, nipoti o gli stessi ragazzi magari che ci seguono e abbiano intenzione magari di mettersi in gioco, le nostre porte sono aperte. Per quanto riguarda anche la mia posizione, siamo alla ricerca di più consulenti, di più figure, dalla persona che deve ancora entrare nella parte dell'immobiliare alla persona che invece è già da molto tempo e che voglia comunque mettersi in gioco. Quindi in questo momento anche nel mio settore abbiamo più di qualche posizione aperte, dal consulente immobiliare, quindi colui che ad oggi diciamo non mastica proprio niente di immobiliare, però vuole entrare perché magari viene attratto da questo settore, dalla parte dell'agente immobiliare, quindi chi è già infarinato, chi magari ha già avuto modo di interagire o con la propria agenzia o magari in maniera univoca praticamente in questo settore e vuole invece far parte di un grande gruppo. Chi invece può andare solamente sulla parte della vendita, fortunatamente avendo nuovi cantieri, nuove realizzazioni, tanto usato, c'è una parte e una posizione aperta per colui che vuole seguire solamente la parte delle vendite e chi invece magari è un pochino più ambizioso, ha già numerose competenze e vuole allargare il proprio organico, anche la posizione manageriale, quindi proprio di responsabilità di un ufficio, per a propria volta andare ad insegnare cosa lui ha imparato e andare a continuare praticamente questa grande espansione. Quindi un ampio ventaglio di posizioni fortunatamente aperte. Sì, nelle varie zone, perché principalmente anche nella mia figura ricerchiamo nelle zone della Riviera del Brenta, quindi Mira, Spinea, la parte di Mirano, tutta quanta questa parte qui, o nella parte di Treviso Centro, o anche andando verso su, verso Silea, verso Conegliano. Stiamo proprio allargando i nostri orizzonti, sia per fortificare l'attuale, quanto anche per poi allargare i nostri orizzonti nelle zone in cui ancora oggi magari non sono completamente coperte, cercando di dare comunque un servizio propriamente totale. Ci sono persone che si spostano da Treviso a Treviso, ma a Treviso a Conegliano e quindi abbiamo aperto la nuova filiale per riuscire a stare dietro a queste persone. Certo che ci vuole comunque, come diceva, non possiamo essere dappertutto nello stesso momento. Ecco che le nuove figure ci possono supportare, iniziare anche da zero e poi fare il proprio percorso di crescita. Li accompagniamo su tutto e fortunatamente vediamo che anche dopo poco tempo ci sono grandi soddisfazioni sia da parte nostra quanto anche da parte dei ragazzi, tenendo conto che entrano ragazzi giovani ma anche ragazzi... Esatto, le età non sono necessariamente assolutamente di ragazzi giovani, 20 anni, possiamo inserire anche figure con qualche anno in più, 30, 35, 40, non c'è un limite di età vero e proprio. Il concetto è la voglia di fare e un minimo di competenza, un percorso di studi che dimostri che una persona abbia voluto impegnarsi nella vita. Le stavo per chiedere quale potrebbe essere l'identikit, diciamo così, della persona che dovrebbe mettersi in gioco, no? Per quel che riguarda me, una laurea in un settore economico sarebbe gradita e
L'età giovane è perché cerchiamo rapporti di lungo termine, quindi questo significa che persone che possono rimanere con noi a lungo tempo, tendenzialmente preferibili giovani, ma voglio dire, non esclude che chi abbia qualche anno in più non possa essere gradito, e che magari abbia masticato già un po' di finanza per quel che riguarda la parte mia. La vera chiave di volta è l'impegno, insomma, la determinazione a voler raggiungere risultati. Sono lavori che permettono crescita, quindi cerchiamo gente volenterosa ed oggi non è così semplice da trovare. Certo. Ammetto che ci vuole impegno anche da parte nostra nel trovare queste figure. Non è facile, è un dispendio di tempo notevole. Non è facile poi mettersi in gioco, no? So che anche avete incontrato qualche giovane, insomma cercate anche giovani, magari appunto alle prime esperienze, quindi proprio con la pura voglia di mettersi in gioco. Molto volentieri, anche proprio se partono da zero, non dico che alcune volte è meglio, ma quasi. Nel senso che iniziamo direttamente con una formazione, quindi c'è un accompagnamento dalla A alla Z, anche se la persona è proprio una zero conoscenza verso la parte dell'immobiliare. Ecco, questo è un aspetto importantissimo, sì, quello della formazione, no? Quindi di un accompagnamento costante. Formazione costante ad ogni livello, quindi ovviamente la persona che magari è dentro da qualche anno non segue lo stesso corso della persona che ha iniziato ieri, ovviamente. E per ogni step abbiamo proprio un'academy che va a formare le persone a raggiungere, ad essere comunque motivate ed avere i principi fondamentali che almeno per il nostro proprio sono dei requisiti: la determinazione, la disciplina, la reciprocità anche su quello che ovviamente il consulente, il collaboratore va a dare verso l'azienda e in altrettanto modo l'azienda va a dare verso il collaboratore, quindi un appoggio costante, la responsabilità, il lavoro duro, che ad oggi comunque è quello che appaga all'effettivo, quindi lavorare, stringere comunque i denti, superare le difficoltà, gli insuccessi per raggiungere gli obiettivi e trasformarli proprio in risultati. Così facendo vediamo che persone anche che sono entrate diciamo relativamente in maniera recente, perché siamo passati 3-4 anni, mi viene in mente un collaboratore che è partito da zero, adesso sta correndo per essere manager di una filiale. L'ho seguito direttamente io proprio da zero, non conosceva niente, addirittura il primo giorno mi fa: non è lavoro che fa per me. Gli ho dato un attimino di tempo per dire: aspetta, nel senso che i risultati non li puoi vedere immediatamente subito, devi metterti, devi provare, devi cadere, devi sbagliare, però devi avere giustamente anche le giuste motivazioni, il giusto accompagnamento. Sono contentissimo che questa persona mi abbia dato comunque la sua fiducia e ad oggi sento che comunque mi ringrazia, sta comunque appunto si sta formando a sua volta delle altre persone ed è un ragazzo giovanissimo, cioè questa persona è iniziata a 20 anni, quindi non stiamo parlando che servono carriere precedenti piuttosto che esperienza come in tante altre situazioni occorre, quindi avere una persona già formata. Ad oggi anche chi è, diciamo, neofita di tutto quanto il discorso può entrare senza nessun problema a far parte. Io credo che ci si debba appassionare alle cose, fondamentalmente. Noi come imprenditori abbiamo l'obbligo morale di dare un ambiente di lavoro corretto, una remunerazione corretta, la formazione, capire le persone e cercare di aiutarle a tirare fuori il loro meglio. Ma le persone si devono appassionare alla propria attività. Questo poi è la chiave che fa riuscire bene nelle attività, quindi è un po' questo il tema. Qualcuno che sia appassionato e che gli piaccia il tipo di attività. Allora, non è mai bello parlare di soldi, però siamo in una trasmissione che tratta di temi finanziari. Ovviamente il guadagno è sicuramente un incentivo importante. Il guadagno è un incentivo importante, certamente i ricavi sono superiori alla media, per chi è capace permettono un buon tenore di vita. Non voglio espormi con numeri perché le remunerazioni sono commisurate alle capacità dei collaboratori. Ovviamente un neofita che non ha mai fatto questo mestiere non sarà pagato come chi ha 20 anni di esperienza, capacità, esatto, cioè voglio dire, già un bagaglio da portare con sé, quindi ovviamente faccio fatica a parlare di numeri con senza una persona davanti, però assolutamente i ricavi sono, insomma, certo, vale la pena. Ecco. Abbiamo lanciato comunque qualche sassolino e sicuramente degli appelli importanti, nuove opportunità di lavoro per i giovani, ma anche nuove opportunità che provengono, per esempio, ne abbiamo parlato anche nel corso delle puntate precedenti, dalle nuove costruzioni. No? Sì,
qui mi riallaccio sia sulle nuove costruzioni quanto anche con i potenziali nuovi collaboratori, perché fortunatamente, come dicevo prima, siamo, almeno dalla mia parte, nell'azienda cui rappresento, in evoluzione. Ci sono grandissimi progetti, ci sono grandissime ambizioni e giustamente per portarle avanti c'è bisogno comunque di un personale comunque adeguato. E sulle nuove costruzioni stiamo proprio anche trasformando alcuni paesi, mi permetto di dirlo trasformando perché nella maggior parte delle volte andiamo a trattare sì anche le piccole palazzine, le piccole realtà in costruzione, ma in alcune situazioni anche complessi ben più grandi, e uno dei nostri compiti è comunque comunicare ai cittadini di queste nuove opportunità, cioè farle almeno rendere partecipe, farle valutare e far sì che queste persone possano capire se è una cosa interessante veramente per loro oppure no. Ecco che in tanti comuni stiamo parlando di decine di migliaia di persone che ci abitano, ci sono tantissime famiglie. La pubblicità può fare sicuramente una grande fetta, ma tante volte c'è proprio anche una comunicazione verso queste persone. In una zona che io ricopro stiamo portando avanti una grandissima realizzazione che io, diciamo, ci lavoro da anni, e per me è comunque anche un grandissimo piacere poterlo comunicare, poterlo ad oggi sentire effettivamente papabile, e che tante persone già mi stanno ringraziando perché è basato sull'esigenza delle persone, su ciò che manca nel mercato, crearlo, quindi metterlo a portata. Quindi nelle varie zone ci sono delle tipologie che sono sempre più ambite, però mancano all'effettivo nel concreto. Il nostro scopo è praticamente nell'accogliere tutte quante le informazioni che ci vengono date tutte quante le direttive su come vorrebbero le abitazioni, ok? E le mettiamo solamente in produzione. Quindi all'effettivo da una parte potrebbe essere anche abbastanza semplice perché lavoriamo già su un prodotto che sappiamo che è interessante. La maggior parte delle volte queste persone non sanno che c'è questo tipo di opportunità, quindi a nostra volta dobbiamo andare a comunicare. Quindi anche tramite proprio un passaggio telefonico su persone che sono passate nel nostro ufficio in precedenza, andiamo a dare comunicazione di queste nuove realtà. In un paese appunto della Riviera stiamo portando avanti questa bellissima situazione dove ho preparato anche un video giusto per ecco, le stavo vedere. Per dire, lo vediamo insieme, sì, perché è un bellissimo esempio, insomma, di quello che state realizzando. Prego, ci aiuta un po' meglio a capire che cosa stiamo vedendo. Qui praticamente nascerà un nuovo quartiere vicinissimo al centro, ok? Che va proprio a dar sì che alcune tipologie che ad oggi non sono presenti nel mercato possono effettivamente trovare accoglimento sulle richieste delle persone. Vediamo in questo momento un terrazzo di un unico appartamento, cioè quindi non è che stiamo parlando di 4 appartamenti con quella grandissima terrazza, vediamo giardini privati ed esclusivi. In questo momento stiamo vedendo un nuovo complesso residenziale che nella totalità fa oltre 150 unità, quindi non stiamo parlando, con massimo rispetto ovviamente per la piccola palazzina, ma nell'andare a riqualificare una zona che prima era totalmente abbandonata, anzi non proprio piacevole. Qui stiamo proprio andando a riqualificare, a dar continuità a un centro del paese, andando a formare delle unità indipendenti e in condominio con terrazze abitabili, ecco come questo che proprio stiamo vedendo in questo momento. Abitabili nel vero senso della parola, si può mangiare fuori, si può fare un aperitivo in compagnia, si possono accogliere i familiari, gli amici. Questo è proprio tutto quanto il complesso che verrà realizzato. Certo. Ripetiamo la zona in cui qui si trova? Precisamente siamo a Mira, nella frazione più importante che è la frazione di Oriago. È stata scelta quella zona in quanto è comunque molto vicina al centro, è molto vicina ai trasporti, alle comunicazioni per Venezia, e ancora più vicina all'accesso dell'autostradale, perché oggi le persone sentiamo che si spostano tantissimo con l'autostrada, quindi vicino al casello Padova-Venezia ci sono alcune persone che vanno anche verso Vicenza, Verona, Milano, ci sono tanti che si spostano e quindi anche l'accesso autostradale è importante. È un progetto, ripeto, che ci sto dietro da più di qualche tempo, è però una soddisfazione poterne parlare oggi, e tante persone con cui ho avuto modo di parlare nel corso del tempo, è arrivato il momento per dire sì, questa soluzione ad oggi è possibile e per te può essere prenotata. E non a caso infatti ci sono già numerose prenotazioni, e l'unica, passatemi il termine, sfortuna è che la società non mette in vendita neanche tutto quanto, perché comunque sono ok numerose unità,
però non tutto va in vendita subito, ci danno delle unità scaglionate affinché comunque le persone possano valutare e possiamo fare anche noi comunque degli aggiornamenti perché possiamo prevedere ciò che può essere il prodotto migliore. Però nel corso del tempo ci sono sempre persone che chiedono una esigenza in più, quindi possiamo comunque personalizzare il progetto anche unendo 2 unità, possiamo allargare spazi, possiamo modificare in base alle esigenze, insomma, che vi vengono richieste. Allora vorrei che l'abbiamo appunto trattato svariate volte anche nelle puntate precedenti, però mi piacerebbe tornare a riepilogare insieme quelli che sono i vantaggi delle nuove costruzioni, no? E quindi anche di prenotare una nuova costruzione, per esempio risparmio energetico. Il risparmio energetico è una gran bellissima cosa che ad oggi si sente sempre parlare, alcuni magari non la toccano con mano perché non ne sono a conoscenza, piuttosto che non hanno persone o amici che abitano su una nuova costruzione, quindi talvolta il risparmio energetico non si sa toccare con mano, però fortunatamente è diciamo, un riscaldarsi con un fiammifero, ideologicamente parlando, quindi pochi consumi e il calore piuttosto che il fresco rimane all'interno dell'abitazione in base alla stagione. Vantaggi ce ne sono numerosi, mi sono permesso di fare un piccolo elenco perché capendoli, comprendendoli tutti quanti riusciamo a valorizzare la situazione e la nuova costruzione. Ci sono numerosi vantaggi appunto dal risparmio energetico, l'isolamento acustico, la tranquillità di non dover ristrutturare e tutto quanto l'elenco seguito in quanto anche l'isolamento acustico, per esempio, è un tema ad oggi molto importante perché tante persone ad oggi si portano a casa al lavoro. Sentire il vicino che il bambino magari piange non è delle situazioni migliori. Riusciamo a fare un isolamento che oltre ad essere isolato l'immobile da abitazione a abitazione, quindi lateralmente o sopra e sotto, tante volte anche all'interno della propria abitazione a livello di stanze, quindi dalla zona giorno alla zona notte c'è comunque un isolamento che va a tranquillizzare, a far dormire una persona se ha mal di testa, a far lavorare una persona se è smart working e nello stesso tempo se c'è la partita piuttosto che se c'è la gara piuttosto che il compleanno del figlio non va una situazione ad accavallare l'altra. Ecco che generano comunque serenità nel poter fare una cosa senza disturbi e poter continuare l'altra in maniera molto piacevole. Mi soffermerei in particolare sul tema della possibilità di personalizzare, no? il proprio spazio, la propria abitazione, che è un vantaggio sicuramente importante no? Quando si sta per acquistare una nuova casa. Cioè, la personalizzazione è una bellissima cosa. Cioè, partiamo dal presupposto che ogni famiglia ha le proprie esigenze, ha le proprie abitudini, ha le proprie comodità. Ecco che chi vuole più comodità nella zona notte perché vuole mettersi la cabina armadio sempre sognata, piuttosto che il bagno in camera che ha sempre desiderato con la vasca grandissima e via dicendo, chi invece preferisce magari la zona giorno, quindi ci sono persone che magari sacrificano una camera affinché magari la zona giorno possa ospitare la famiglia magari che viene da distanti, piuttosto che il gruppo di amici. Ci sono tantissime necessità e in altrettanto modo ci sono altissime possibilità nel personalizzare l'immobile. Infatti i metodi costruttivi ad oggi preferiscono appunto tutti quanti i pilastri e all'interno la possibilità di girare l'immobile a piacimento. Certo poi devono essere comunque mantenuti dei requisiti importanti, aree illuminanti piuttosto che di spazi proprio per ogni stanza, ma la bellissima cosa è che una persona può prendere la propria planimetria, cancellare anche quasi tutte quante le tramezzi interne e crearsi il proprio immobile. Cioè è un bel gioco che ogni persona magari può portarsi a casa il foglio del nostro appuntamento e dire caspita, questa qui è la mia casa, me la personalizzo, faccio così, faccio che là, poi ci viene presentato e viene comunque vagliato dal professionista, dal progettista per essere diciamo timbrata e portata avanti. Piuttosto che dato un consiglio, ecco che anche lì c'è un supporto anche da parte nostra nel dare un consiglio su come potrebbero essere fatte delle soluzioni che magari la persona non aveva quel tempo pensato e proprio rendere questo percorso quanto più piacevole possibile perché alla fine stiamo parlando del bene primario, la casa. Non stiamo parlando di altre cose che possono essere degli sfizi o altro, cioè lì passeremo praticamente la nostra vita con i nostri familiari, con i nostri genitori, con i nostri amici, quindi se è fatta su misura avrà un riscontro piacevolissimo. Che cosa significa invece garanzia del costruttore? Cioè, che garanzie ci dà il costruttore appunto? Allora, il costruttore è obbligato a dare la decennale postuma,
Quindi è una garanzia che va per 10 anni dopo la costruzione sull'immobile praticamente che ha creato. Ecco che diciamo già il costruttore deve avere delle basi e dei principi molto importanti nella costruzione idonea. E non è sufficiente, nel senso che comunque viene messa proprio in obbligatorietà, quindi viene data questa garanzia che il costruttore deve dare e per 10 anni effettivamente risponde. Certo, giusto per dirvi, non risponde sulla piastrella se cade qualcosa, si crea la piastrella, ma su cose importanti che giustamente ne dipendono da lui. E questo costruttore è obbligato per 10 anni comunque a mantenere questo tipo di impegno. Fortunatamente io sono abituato, comunque collaboro con società e con imprese molto importanti, quindi non c'è neanche il rischio domani mattina di dire ma il costruttore non c'è più, ma il costruttore è scappato all'estero o altro, che si è sempre sentito parlare, però cerchiamo di tenerlo da parte perché è molto più bello parlare delle nuove costruzioni, nuove possibilità e tutto, quindi delle nuove opportunità piuttosto che dei problemi da risolvere. Quindi i problemi cerchiamo di eliminarli all'inizio, quindi non collaborando con massimo rispetto con le persone che magari hanno iniziato oggi la costruzione, quindi entrano sul mercato comunque molto importante, ma andiamo con chi ci dà comunque affidabilità, ci dà comunque una storicità, ci dà una tranquillità a noi, perché la prima domanda che io mi faccio è: io comprerei quella casa? Se la risposta è positiva è giusto proporre a una persona, perché allo stesso modo l'acquisterei io e l'acquista anche l'altra persona. Se già io avrei dei dubbi, io personalmente non ce la farei mai a spiegare una cosa che già io per primo non sono convinto. Certo. E di conseguenza neanche tutti quanti i miei collaboratori, perché prima di tutto ci serve la tranquillità e noi dobbiamo andare avanti con il nostro lavoro e nella promozione e comunque far stare bene le persone. Ma poi c'è proprio uno strumento, no? Che è a garanzia di chi acquista, no? Che è la fideiussione. La fideiussione, assolutamente, la fideiussione è proprio una garanzia che viene data dal costruttore quando una persona prenota in anticipo comunque il proprio immobile. Anche personalizzandolo? Cioè anche sì, modificando insomma quella che è l'idea originale? Esattamente, quindi la persona che prenota la casa può personalizzare tutto quanto il suo immobile, il costruttore ha di per sé la garanzia che la persona effettivamente ha messo in campo, quindi ha messo in campo una caparra, il costruttore ha una garanzia di contropartita per lo stesso importo. Quindi vengono dati 50.000 euro, c'è una fideiussione, quindi una garanzia di 50.000 euro, che qualsiasi cosa tra virgolette succeda, una persona ha i suoi soldi che sono garantiti. Dando comunque una tranquillità al costruttore, il costruttore con molta cioè, ha un gran piacere nel costruire la casa come vogliono le persone, perché comunque c'è una garanzia, c'è uno scambio tra le parti, c'è una reciprocità che va a dare la tranquillità all'uno e all'altro, quindi tutto quanto avviene in maniera molto serena. Infatti ci sono alcune persone che ad oggi hanno ancora alcuni punti di domanda a riguardo, però studiata, rispiegata e comunicata comunque nel miglior modo possibile, anche facendo toccare con mano con chi ci andiamo ad appoggiare. Fortunatamente queste cose poi vengono superate molto banalmente, perché stiamo parlando veramente di niente con le persone con cui io collaboro, quindi è una garanzia, è una tranquillità del costruttore, una tranquillità da parte dell'acquirente e tutto viaggia molto piacevolmente, quindi certo. È una bella sinergia, questo sicuramente sì. Ecco, riepiloghiamo insomma, brevemente anche quel che riguarda l'acquisto di case green, perché insomma, sì, anche in questo caso, sia che si tratti della prima casa o della seconda casa, e che in qualunque insomma, eventualità vengano prenotate, sì, ci sono delle agevolazioni anche, no? Sì. Fiscali. Fortunatamente lo Stato dà delle agevolazioni, quindi invita le persone ad andare su immobili di una classe energetica importante, che è la classe energetica A o B. Ecco che mette a disposizione appunto queste detrazioni, okay, del 50% sull'IVA, okay, ad esempio, dove una persona a questo punto non deve sborsare tutta quanta la parte dell'IVA e perderla totalmente, ma il 50% viene poi ritornato indietro. Considerando che l'IVA è al 4% o al 10%, se non di più per le case diciamo di lusso, sono cifre molto importanti, e anche parlando per un immobile normale, diciamo nella nuova costruzione di 200.000 euro, un 4% stiamo parlando di 8.000 euro, immobile da 300, cioè ingrandiamo tantissimo la parte dell'IVA. Fortunatamente lo Stato dà delle agevolazioni sulle case green, okay, in questo momento, oltre ad altre detrazioni che sono un attimino più nascoste, tra virgolette, che ovviamente noi le sappiamo tutte quante, e per chi si affaccia a questo mondo della nuova costruzione sono ben
contento di poterle dire tutte quante e fare tutto quanto un percorso per far capire ad oggi quanto si risparmia. La maggior parte delle volte si vede che il passaggio è molto più semplice di quanto si pensa, oltretutto da una cosa che abbiamo messo anche in campo, che è il rientro della casa usata per dare praticamente la nuova. Quindi proprio ci occupiamo di tutto, sia nella programmazione economica quanto anche nel rientro dell'abitazione usata. Certo. Ecco, era importante insomma raccontare e spiegare bene tutti questi aspetti che sono fondamentali e che insomma spesso, abbiamo detto, nemmeno si conoscono quando ci si affaccia all'acquisto di una nuova casa. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochi minuti. Rieccoci nuovamente in studio, abbiamo dedicato la prima parte a raccontare insomma le possibilità e i vantaggi dell'acquisto di una casa in nuova costruzione con i relativi strumenti di tutela appunto per chi l'acquista. Riparto da lei, Schileo, perché vorrei che ci raccontasse invece qual è lo strumento migliore per gestire per esempio il passaggio generazionale, che in molte aziende, in molte famiglie insomma è un aspetto critico a volte, no? E non si sa sì, da dove iniziare per affrontarlo nel migliore dei modi. Sì, diciamo che il passaggio generazionale non ha un'unica soluzione. Ci sono diverse possibilità di affrontarlo. Io oggi ne nomino una per non fare una lezione di finanza, ma evidenziare un tema. Un aspetto che mi piace molto e che secondo me può avere dei vantaggi, non è così per tutti, bisogna valutare caso per caso ovviamente, ma mi è capitato più volte di utilizzare questo sistema, è la società semplice, dove magari ci sono patrimoni un po' più elevati, magari strutturati, dove ci sono immobili, denaro, quote societarie, magari qualche bene di lusso, che ne so, auto, gioielli. In questo caso intestare i beni ad una società semplice permette, ha un vantaggio importante, la società non può venire a mancare, non può morire, pertanto io destinando i beni a questa società vivranno per sempre all'interno della società. Capiamo un po' meglio perché, come si costituisce? Esatto, allora la società deve avere almeno 2 soci, come minimo. 2 o più. Faccio un esempio, i genitori fondano questa società e conferiscono i beni all'interno della società. Un domani in vita, questa è una successione tra vivi, i genitori decidono di dare la nuda proprietà della società con tutto quello che c'è all'interno ai figli, mantenendone l'usufrutto. Di fatto, quando verranno a mancare, ai figli rimarrà la piena proprietà e così via potranno fare con i loro figli, quindi diventa un po' la cassaforte di famiglia. Questa è una spiegazione molto semplicistica, ma il concetto è che di fatto io così facendo ho innescato un meccanismo che permette di detenere tutto il patrimonio di famiglia all'interno di un'unica scatola, passatemi il termine, che è appunto la società semplice. La società semplice ha anche diversi vantaggi, permette l'entrata e l'uscita di soci, quindi si può modificare nel tempo a fronte di famiglie che si allargano, si restringono, insomma, ok. Si decide a maggioranza più 1, quindi se io voglio incentivare il potere decisionale all'interno di una società, faccio il classico esempio, voglio lasciare moglie e figli, voglio dare la proprietà a moglie e figli tenendo l'usufrutto e lascio a mia moglie il 51%, quindi anche se verrò a mancare lei avrà il 51% e quindi il potere decisionale in azienda, quindi i figli fin tanto che sarà viva la moglie saranno comunque, dovranno sottostare alle decisioni di chi comanda. Sono piccoli esempi, bisogna valutare se in una determinata famiglia questa è una soluzione efficace che può aiutare, ma certamente permette di non affrontare più il tema successorio perché, ripeto, l'azienda non può venire a mancare. Quindi con un atto notarile di usufrutto e nuda proprietà andrei a modificare costantemente l'assetto societario e il patrimonio rimarrebbe sempre fermo all'interno della società stessa. Cosa si può far rientrare all'interno della società semplice? Cioè quali beni io posso inserire? Dipende moltissimo da qual è l'oggetto sociale e come l'ho costituita, quindi è molto importante avere un professionista che segue la persona in questo caso, le persone in questo caso, perché bisogna specificare bene cosa può fare e cosa no la società, ma in realtà la società può intestare qualsiasi cosa, immobili che siano ad uso residenziale, commerciale, qualsiasi tipo di immobile,
può affittare immobili, può comprarli, può venderli, può avere depositi titoli, quindi un conto bancario con investimenti all'interno, può avere auto, può avere quote societarie, quindi la società può detenere altre società purché non sia operativa, perché la società semplice non deve essere operativa, non deve esercitare attività commerciali. Non rientra nelle società di comodo, quindi anche se rimane inattiva e non produce reddito, non rientra nelle società di comodo. È una specifica proprio delle società semplici, che è un aspetto importante, perché se io semplicemente devo detenere degli immobili tramite la società semplice, non ho necessità di dimostrare un reddito, semplicemente esiste, sta lì, fa la cassaforte, usiamo questo termine che secondo me rende bene l'idea. Ho capito bene, anche gli investimenti possono rientrare all'interno della società semplice? Anche gli investimenti, cioè soldi, ho del denaro che voglio gestire non direttamente io ma tramite la mia società e posso farlo. Uno dei vantaggi è anche il fatto di spossessarsi di beni, quindi non saranno più miei ma saranno della società, pertanto se riduce il problema di aggressioni sul proprio patrimonio per il semplice motivo che il mio patrimonio sarà intestato alla società e non a me, e quindi bisogna capire anche come strumento di difesa se in alcuni casi può essere utile. Quindi ci sono diverse soluzioni, copre diversi tipi di soluzioni. Ovviamente bisogna capire il caso prima di costruire una società semplice. Certo. Come strumento successorio, secondo me è valido. Torniamo sempre sui soldi, costi? Beh, costi. Il mantenimento di una società semplice è poca roba, 132 euro di bolli all'anno, minimo di contabilità perché è una contabilità semplificata, pertanto costa poco anche la gestione, se si fa in autonomia con un commercialista non ha costi elevati, qualche centinaio di euro. Aprirla, cioè costituirla, costa un atto notarile, quindi di fatto voglio dire, ed è una tantum, una volta costituita, non ho altre spese fondamentalmente, e questo è quanto. Poi ovviamente se dovrò conferire beni o cambiare proprietà, una da proprietà a usufrutto, dipende da quant'è il volume dei beni che sto conferendo o modificando. Questo ovviamente avrà dei costi proporzionati, ma voglio dire, sono costi una tantum che si affrontano nella fase di modifica. È molto e utilizzata. Sicuramente più bassi rispetto alle tasse di successione. Certo, è molto utilizzata, cioè è uno strumento insomma, che viene sfruttato dalle famiglie italiane. Non è uno strumento molto sfruttato, intanto è molto poco conosciuto, è una nicchia secondo me riservata a chi ha un utilizzo della finanza un po' più strutturato, un po' più elevato, ma in realtà alla portata di tutti. Famiglie italiane famose che hanno utilizzato questo tipo di soluzioni, è la famiglia Agnelli con la società semplice Dicembre, tramite la quale deteneva le quote di Juve Calcio, Danone, Fiat, voglio dire, utilizzata dai big, dai grandi che finanza insomma la sanno fare. Queste sono soluzioni che si possono adottare anche nel piccolo, con costi decisamente contenuti. Quindi a chi si rivolge? Alle famiglie, alle aziende? A chi possiamo insomma Ecco, qui devo rispondere in modo diverso. Si rivolge a chi ha la necessità di averla, ok? E qui ci vuole l'analisi di un consulente che conosca la situazione e che capisca esattamente qual è la soluzione più opportuna per quel tipo di problema, quindi è come il farmaco, non cura tutte le malattie, bisogna capire se questa malattia è curabile da questo farmaco, ok? Per fare un esempio. Certo. Perciò sì, però è utilizzabile in diverse situazioni, questo sì. Insomma, è articolata la risposta. Da esplorare, insomma, le varie possibilità, sì. Ma insomma mi sembra di capire che sia un valido strumento, insomma, che si può decidere di utilizzare per tutelare il proprio patrimonio e quindi la cassaforte di famiglia con tutti i beni che abbiamo spiegato possono essere inseriti e insomma uno strumento fondamentale, importante. Certo, perché innesca il concetto di passaggio generazionale non solo per una generazione ma per anche tutte quelle future, perché il vero vantaggio è che i miei figli potranno fare questa stessa operazione con i loro figli e via così di volta in volta, e quindi in realtà io ho appena messo in sicurezza il patrimonio di famiglia e questo risolve il problema della dispersione di patrimonio, della comunione ereditaria, cioè di una serie di problemi che poi di fatto mettono in difficoltà le famiglie. In più permette a me in vita
di destinare il mio patrimonio dove e come ritengo opportuno. E anche questo è un altro aspetto importante, perché se non faccio nulla a riguardo, seguirà, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, le tabelle statali, insomma la naturale successione. E non sempre questa è una soluzione che può stare bene alle famiglie o può lasciare gli eredi contenti. Quindi, Lo possiamo definire uno tra gli investimenti, insomma, per raggiungere la serenità, insomma, familiare anche? Ma è un piccolo investimento, perché costa poco metterla in piedi e di fatto sì, è uno dei tasselli che aiutano le famiglie a raggiungere una serenità. Sapere che il mio patrimonio seguirà le mie volontà, ho risolto il problema delle tasse di successione, ho messo in sicurezza il patrimonio per la famiglia, voglio dire, secondo me non so prezzarlo in euro, ma sicuramente fa dormire serene le famiglie. Io lo considero valido come strumento. Sempre in tema di investimenti, sono molte e sempre di più le aziende che decidono di investire per esempio sulla sicurezza informatica. Se ne parla sempre di più, c'è forse oggi anche una maggiore sensibilità da questo punto di vista, no? Perché la protezione dei dati, insomma, di quello che è il patrimonio dell'azienda è fondamentale, no? Sì, oggi, giusto per rispondere in maniera un po' più ampia, le rapine in banca sono scese a numeri ridicoli. Oggi le banche non le rapina più nessuno. La rapina, quella che intendiamo con la mascherina, il passamontagna e la pistola, non esiste più questa cosa. Nel 2023 oggi il ladro classico si è spostato sul web e quindi di fatto il ladro 2.0, 3.0 truffa online, e quindi di fatto il web è diventato un ambiente molto più delicato, sul quale si richiede una sicurezza infinitamente maggiore, e questo apre un nuovo settore, che è la cyber security, cioè la sicurezza informatica. Tutte le aziende ad oggi, nonostante le crisi, le difficoltà economiche, dichiarano di non voler tagliare il settore della sicurezza, della cyber security, e quindi è un settore che non solo è già cresciuto un po', ma ancora un ampio margine di crescita davanti. Questo per chi vuole investire su fondi che insomma stanno nel settore della cyber security permette di approfittare di un mega trend che insomma durerà un bel po', ecco, oggi ancora ha molto spazio davanti e permette di mettere in tasca belle performance. Quindi questo è uno dei settori, insomma, che può essere un settore di investimento che ha, insomma, buone prospettive di crescita anche Ma certamente future. sì. Sì, insieme sì. a quelli che abbiamo elencato, insomma, anche nelle altre puntate, quindi i mercati esteri, eccetera. Basta pensare che oggi una video call è diventata di utilizzo comune, tutti le facciamo, dai bambini agli anziani, non è una cosa riservata ai ragazzini. Una video call tra manager è diventata normalità, cioè la tecnologia invade tutto, l'abbiamo tutti in tasca, quindi voglio dire, cioè, tutti la utilizziamo per comprare, per vendere, per entrare in banca, per fare qualsiasi cosa delle attività della vita. Va tutelata questa tecnologia, dobbiamo essere tutelati da questa tecnologia perché si presta ai raggiri, alle truffe. Giustamente non tutti hanno lo stesso grado di conoscenza della tecnologia e quindi questo settore della sicurezza informatica necessita di essere implementato, sviluppato, cosa che sta succedendo effettivamente. Ecco perché è un trend di crescita forte che si può cavalcare attraverso la finanza. Nel mio settore è possibile acquistare titoli di aziende che lavorano in quel settore lì e sono tutte quante, io generalizzo, ma voglio dire, la maggior parte sono in crescita con cifre decisamente interessanti. E tra le opportunità di investimento sicuramente c'è l'acquisto di un immobile, no? L'abbiamo raccontato anche in precedenza. Sì, lì fortunatamente continua il trend positivo nell'investimento nell'immobile. Certo, anche lì, come accennavo anche nelle scorse puntate, seguito comunque da un professionista che sappia comunque capire bene cosa uno intende per investimento e che tipo di investimento vuole operare. Perché c'è un investimento, come prima parlavamo, nella nuova costruzione, quindi andando a prenotare in anticipo l'immobile e poter fermare un prezzo che è sotto praticamente il livello di mercato ad oggi, piuttosto che chi cerca un immobile da mettere a rendita. Quindi possono essere valutate le tipologie di piccola dimensione per poter ospitare 2-3 persone ed avere una rendita molto importante e che ad oggi comunque è una tranquillità e può andare avanti in maniera continuativa e senza tanti pensieri, perché fortunatamente ad oggi c'è una gran corsa verso la locazione,
quindi una persona può scegliere veramente quasi anche l'età della persona che manda dentro al proprio immobile, e a quel punto tenere una tranquillità e poter andare avanti col proprio lavoro, con le proprie attività, con i propri hobby e via dicendo. Dall'altra parte c'è un'entrata passiva che entra senza nessun tipo di problema. Non tutti fanno le scelte giuste, perché tante volte si va a investire tantissimo per avere una resa un po' bassina, e che tante volte poi alla fine del ciclo, quando magari si necessita della rivendita dell'immobile e c'è magari un uso che non è stato propriamente adeguato da parte dell'inquilino, quello che si è guadagnato si va a investire nel sistemare l'immobile e quindi pareggiamo tutti quanti i conti. Non è carino, perché un investimento dovrebbe dare qualcosa in più invece che andare a pareggiare o addirittura a togliere. Quindi l'immobile in investimento è sempre più a conoscenza, diciamo, delle persone, è sempre più viene attratto dalle persone, quindi ce ne sono tante di opportunità. Certo, come lo è anche mettere a rendita sì, un immobile. Sì, e tante volte si fa l'errore. Con le dovute chiaramente specifiche esatto, precauzioni. Diciamo che tante volte viene fatto l'errore di mettere in affitto l'immobile che non si riesce a vendere, ma non è appunto coerente con ciò che richiede il mercato, quindi l'inquilino. Si dà in affitto un immobile troppo grande, dispendioso, dove non vengono sfruttati tutti quanti gli spazi, piuttosto che troppo magari in campagna o fuori dal centro. C'è cose che poi non va a valorizzare, non c'è una rendita equa rispetto al valore dell'immobile. Ecco che magari tante volte in quel caso potrebbe essere più opportuno realizzare dalla vendita e andare a investire su una tipologia molto più piccolina che dà anche la stessa rendita e fa tuttavia risparmiare, quindi non utilizzare tutto quanto il compenso avuto dalla vendita, e da una parte ci va l'investimento immobiliare, dall'altra può essere dato magari al dottor Schileo che poi sa investirli a suo modo in altri mercati. Certo, quindi sempre con l'aiuto e il consiglio di un professionista. Concludiamo la nostra trasmissione di oggi con un paio di domande, una a testa, che ci sono arrivate da casa. Evidentemente il nostro appello alla ricerca di collaboratori deve essere andato a buon fine, perché ci scrive una signora dicendo che il figlio ha finito gli studi, evidentemente è molto giovane ed è sempre stato appassionato del mondo immobiliare, vorrebbe entrare a farne parte, potrebbe essere valutato, potrebbe essere un candidato ideale? Molto volentieri, il numero è appunto quello lì, adesso ci contatti, adesso noi richiameremo sicuramente. Chiamateci, siamo qui apposta, verrà valutato sicuramente, verrà analizzato dal sottoscritto anche in prima persona e anche dalla nostra selezione proprio delle risorse umane, che va a fare tutto quanto un'operazione verso il candidato, va a capire quali possono essere gli stimoli, il carattere e tutto, anche per inserirlo nella filiale più opportuna che possa trovarsi bene in tutti quanti i collaboratori. Quindi grazie di aver chiamato, il figlio, anche se è giovanissimo, appena finito gli studi, è un candidato sicuramente che seguiremo. Quindi un'opportunità, speriamo, da sfruttare. Qui ci punzecchiano un po', perché ci scrive una signora, un signore, non si firma, che dice che insomma da tanti anni che investe con il suo consulente finanziario e che però finora insomma non ha guadagnato molto. Che cosa possiamo rispondere? Che è in ottima compagnia, mi dispiace per questa signora. Allora, l'aspetto numero uno, cara signora o signore, chiunque sia, è certo, di alzare il telefono e contattarci, perché prima di tutto farei un'analisi del portafoglio, successivamente andrei a capire, uno, se non ha guadagnato nell'ultimo decennio, che è stato un decennio di crescita, probabilmente avrà dei costi molto elevati. Probabilmente avrà avuto una rotazione di portafoglio, presumo, non lo so, una rotazione di portafoglio troppo elevata o assente totalmente. Bisogna capire chi la segue e se la segue, perché mi sembra di capire che questo non avviene, e la notizia buona è che certamente può cambiare, quindi non ha le radici e quel portafoglio può essere mosso. Le faremo un'offerta se lo riterrà opportuno e valuterà se approfittare o meno di quello che noi possiamo offrire. Ecco, concludiamo con questo spunto. Grazie a Mauro Schileo, consulente patrimoniale, grazie ad Omar Grigolo, agente immobiliare, grazie a voi di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.